L'autonomia del Veneto, la firma dell'accordo con il governo che nei giorni scorsi sembrava allontanarsi, pare aver avuto nelle ultime ore un'insperata accelerazione. Ieri infatti è stata presentata a Veneto e Lombardia, le due regioni del nord che lo scorso 22 ottobre hanno votato referendum, una nuova bozza di intesa che va incontro a quelle che sono le richieste di Zaia e Maroni. In particolare, dal nuovo testo della bozza di intesa sarebbe stato eliminato il criterio della spesa storica, inserito invece nel primo documento come base per il trasferimento delle risorse dallo Stato alla Regione, un criterio inaccettabile per il Veneto perché prevede il trasferimento alla Regione della stessa cifra spesa per quel capitolo l'anno precedente, un criterio che va a penalizzare quindi chi è virtuoso ed ha speso meno razionalizzando le risorse rispetto invece a chi per sprechi o inefficienze ha speso di più. Ebbene, il nuovo testo avrebbe sostituito alla spesa storica il criterio del costo standard, assai più gradito alle regioni virtuose come appunto il Veneto. Questo parametro prevede il trasferimento dallo Stato delle risorse per un servizio calcolate in base alle migliori condizioni di efficienza ed appropriatezza. Ecco dunque che sulla base di queste modifiche la nuova bozza d'accordo sull'autonomia potrebbe essere firmata a breve, come annunciato ieri a Milano dal governatore Zaia ad un incontro elettorale con Maroni e Toti. Ci hanno proposto una bozza di preaccordo che abbiamo, tra virgolette, contestato, abbiamo osservato. Se ne hanno riproposta un'altra nelle ultime ore che sembra che sia molto più in linea con quello che chiediamo. Io spero si riesca a firmare, cioè questa è la nostra idea.